Oggi sono ovviamente di sabato, però stavolta sono su in montagna e sono lungo il percorso delle Maghe di Caltrano, che avete già visto in 2 video fa. E oggi il tempo è schifo, ecco. E niente, oggi l'obiettivo era cima Fora Oro, la pioggia non mi ferma e io proseguo imperterrito. Inutile dire che non c'è nessuno. Attendo con trepidazione l'arrivo di questa schiarita e anche di questa a ovest. Ma ragazzi, guardate comunque la maestosità delle colline delle Bregonze, le proprie propaggini estreme occidentali a carré si stendono tutto sotto qui, vedete, tra Caltrano e Calvene, e più avanti proseguono verso Lu e Giuliano. Entrando qui ragazzi verso il Summano e più a ovest tutta pioggia. Ecco ragazzi, probabilmente penserete sto qua è matto andare su in montagna con questo tempo, no, troppo facile andare su solo quando è sole e bel tempo o un barlume di schiarita. Il giro del Maghe prosegue a sinistra e io adesso poi invece prendo il sentiero storico del Monte Fora Oro, Bar Alpino, Monte Fora Oro, un'ora di cammino. La Maghe qui è segnalato che si trova a 1375 metri, Monte Fora Oro mi sono informato, ho visto che è alto 1518. Gran partecipazione di gente a Maghe Fora Oro,
Qua alle spalle il cielo che schiarisce. Qui ragazzi per Monte Fora Oro si esce dal sentiero bianco e si prende il sentiero del GAM. Un cartello indica questa salita e non ci resta che proseguire. Mostruoso questo pinto, sì. Adesso ho trovato questa radura e adesso ve la mostro un attimo. Qua ragazzi il sentiero prosegue. Tronco ad altezza uomo. Mio Dio ragazzi, che vista pazzesca. Ogni cima che faccio regala scenari sempre migliori, veramente. Ecco ragazzi, questo è il cippo di Monte Fora Oro. Correggo, sono 1508 i metri del Fora Oro, non 1518. E io ragazzi rimango veramente di sasso ogni volta, perché comunque raggiungere una cima, primo è un traguardo che ti dà soddisfazione di aver raggiunto, secondo le viste che si godono da qua su sono veramente impagabili. Poi la soddisfazione di aver raggiunto il traguardo e un po' la pace che regna in questi posti, veramente un qualcosa di indescrivibile. Eccomi qui ragazzi, sono seduto nel tavolino più bello del Giro delle Maghe e ho appena finito di corsa il tragitto da Cima Fora Oro alla reimmissione, diciamo, nel Giro delle Maghe. Adesso mi sono un attimo seduto qui per fare quest'ultimo video di saluto e nel frattempo vedete il tempo, scusate, che si è rischiarito e vedete tutto il panorama dietro, scusate questa carenza di ossigeno. E niente, adesso torno all'auto, ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Accidenti ragazzi, che tempo, giusto in tempo, finito il percorso proprio.